Ciao ragazzi, nuovo tour di Ti porto io a casa. Mi raccomando, restate a casa. Oggi vi ripropongo la storia di due famiglie vicentine, una di Arzignano e una di Schio, entrambe impegnate nella produzione di cose buonissime. La prima è quella di Arzignano, storia di pasticceri di lunga data. E cominciamo allora col papà Venicio, che mi ha fatto vedere come nascono i broadini. I broadini erano i dolci dei suoi tempi? Ma direi senz'altro non solo ma anche di mio nonno, mio padre, che si portavano una volta dove c'era solamente tanti occhi da fame e si faceva i dolci con pochi elementi che si aveva. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono i classici: burro, uova, farina, zucchero, sale e un po' di aroma, tipo grappa. Per noi la grappa la mettiamo anche nel caffè latte. In questo caso mettiamo su un dolce particolare che ha queste caratteristiche, questi aromi, di una tradizione che una volta si aveva la grappa da 50-55 gradi, adesso si viene ad operare una grappa con circa una quarantina di gradi, non di più. Si impasta, si fa lavorare un po' la pasta, cosiddetto cilindro, dove la macchina ti porta a aiutare a impastare, a amalgamare meglio, perché non sempre l'impasto può essere lavorato troppo, perché altrimenti prende troppo nervo e allora non si va bene a lavorare. Si cucinano in acqua, si chiama broà, cioè broadini, perché viene da broà, cioè scottato in acqua. Si tagliano e il prodotto è questo. È molto friabile, molto gustoso, non tantissimo dolce, però ha delle caratteristiche che ricorda dei tempi passati. È un lavoro un po' di pazienza, un po' sì, può essere non redditizio, ma però se riesci a organizzare tutto può anche andare. E dopo, adesso i famosi dolci di tradizione li fanno solamente su certi periodi, invece sono dolci che si facevano 8 mesi, 9 mesi all'anno, dove c'era il consumo. Invece questi sono da rosicchiare, insomma, in poche parole. Ma allora la sua morte non è mia pucciata? No, questo qua non si poggia. Questo si mangia, si gusta e poi si beve. Ah, si beve Dopo, perché oppure intervallati tra un boccone e l'altro. Non è molto dolce come dolce. Certo. Quello era papà Venicio, questo invece è suo figlio, Carlo Pozza, che adesso ci rifarà vedere come nasce una sua creazione sorprendente, il lievitato fatto con le verdure essiccate, l'ortolone. Ma come nasce l'idea di un panettone con le verdure? Nasce da una collaborazione che ho con un'azienda da qualche anno e che produce queste verdure stabilizzate. Hanno un procedimento di asciugatura, però praticamente vengono stabilizzate senza essiccarle, non sono delle verdure disidratate completamente, mantengono una piccola parte di umidità all'interno e quindi questo permette loro di rimanere morbide e sembra proprio di mangiare delle verdure appena tagliate messe all'interno del panettone. Non chiamiamolo panettone perché sennò poi qualcuno potrebbe anche arrabbiarsi. Diciamo che questo dolce lievitato, dolce salato.
Che tipo di verdure? Sono un po' varie verdure. Io ho utilizzato dei peperoni gialli, dei peperoni verdi, e dei pomodori e delle olive. Come nasce questo mix? La scelta proprio di quelle verdure lì, perché? Ma ho cercato di giocare sul dolce, sul piccantino, sul basico, sull'amaro. Ho cercato proprio di amalgamare tutti i sapori e i gusti di queste verdure e farli sposare con una base di panettone dolce, perché alla fine è un panettone inizialmente che parte da una base dolce. Com'è sfidare una convenzione? Perché il panettone per l'appunto è dolce. Questo non è un dolce, non so, è un antipasto, è un qualcosa di diverso. Bravo. Ma com'è andare contro le regole? Soddisfacente, fantastico. Cioè, quando poi ci sono le persone che lo assaggiano e nel momento in cui tu le guardi, loro mettono in bocca questo prodotto e le destabilizzi, è una soddisfazione grandissima. Allora come lo chiamiamo? Lo chiamiamo ortolone, questo è il nome che abbiamo dato a questo prodotto e io sono l'ortolano, se lui è l'ortolone. E adesso tocca alla seconda famiglia, i Lora. Andiamo a Schio da tre fratelli alla loro fattoria, la fattoria dei capitani. L'anno scorso questo era il momento in cui hanno liberato le vacche per il primo pascolo e di lì a poche settimane sarebbero poi state spostate per l'alpeggio sull'altopiano di Asiago. Riviviamo insieme quei momenti e in bocca al lupo ai ragazzi per la costruzione della nuova stalla. Ciao ragazzi, quando a Schio, appena sopra Schio, arriva la primavera, per Andrea scatta un rito, quello di andare a prelevare le vacche dalla stalla a fondovalle e portarla nei pascoli appena fuori la sua fattoria che è in collina, perché è lì che stiamo andando, vero? Esatto. Perché si fa questa cosa? Perché quando comincia ad esserci erba a sufficienza per mantenere un po' di animali, io sono stufo di averle in stalla, loro sono stufi di essere chiuse e le si porta al pascolo. Ma questo vuol dire anche benessere per loro, no? Ah, sicuramente sì, sì, perché loro al pascolo vivono come se fossero completamente in natura, perché poi non rientrano in stalla fino a ottobre-novembre, quindi per loro è l'habitat migliore. Stiamo per arrivare e qui tra poco vedrete lo spettacolo. È i giorni più belli dell'anno questi qua. Perché a noi liberano una grossa mole di lavoro, certo, in stalla e loro stanno bene. E loro le vedi proprio spensierate, certo, tranquille nel pascolo. Questa la potremmo un po' definire come la transumanza di mezza costa, vuol dire che è una tappa intermedia tra il fondovalle
e le malghe, no? E la montagna, esatto. Un tempo sì, lo sì, facevano tutti. Un tempo si faceva e lo si fa ancora parecchio con le pecore, chi ha l'allevamento diciamo ancora allo stato brado puro, quindi non ha una stalla vera e propria, e un po' meno con i bovini in questa zona qua, lo si fa parecchio in Piemonte per esempio, e consiste sostanzialmente nel partire con una stagione, quando la stagione è buona, quando la stagione lo richiede. Si parte con i pascoli prima di altitudini medio-basse, quindi dai 300 metri come siamo qua, fino ad arrivare poi ai 1500-2000 metri in qualche caso. È inutile dire che questo è anche un impegno non da poco, soprattutto da un punto di vista logistico, fisico, certo, e organizzativo, perché sì, vuol dire spostare degli animali. Perché continui a farlo, Andrea? Ma lo continuo a fare perché in realtà l'azienda nostra è nata con questo spirito, e poi io sono sempre convinto che comunque quando un animale è fuori e sta bene, rende al massimo di quello che può rendere. Certo è che bisogna stare accorti per quanto riguarda la disponibilità di pascolo, l'acqua sempre fresca e delle accortezze insomma che concedano all'animale le sue libertà per il benessere. Bene, grazie Andrea, grazie davvero, sono sempre immagini molto belle da vedere e ci diamo appuntamento su Immalga. Certo, ma ti aspetto molto più volentieri. Ma no, a pieno. No, in macchina stavolta. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.